11:35. Siamo quasi puntuali, eh? Sì, sono contento tra l'altro che Sonia sia appena andata via perché si stava trastullando un po' più per il mio carattere all'interno dello studio e poc'anzi. Quindi hai evitato di dare c'è tutto un volato. Esatto, perché volevo dirle questo, che poc'anzi bene perché io classico, fingevano poc'anzi di toccarsi con Elia e io stavo per dirle: Sonia, o vai via o ti tocco davvero. Hai capito? Nel senso cattivo del termine, però. Con questa faccia lo dice, sì. Guardatelo bene, perché lui quando dice queste cose in realtà ci credo, ci crede. Ci credo davvero. Sì, ci voleva un tutto tombolate, vero? A Sonia poi. Sì, a 2,30 Sonia, che è m. soltanto più lunga di più. Vabbè, va, lasciamo perdere. Che solo con una pedata mi cappotta in aria, tra le altre cose. Oh, intanto questa è la terza puntata dell'ultima settimana della quarta edizione di Alla Catalla. No, aspetta, vabbè, come pazienza, direbbe Jonathan, mi sta scippando a testa. Allora, mi sta scippando, non ci diverti, pare, mi dica Jonathan quando pare di sta maniera, non è che è babbo, pare è pesto, è diverso, pare. Tu quando pari in mare fai il babbo, invece è pesto, che è un'altra cosa, mare. Allora devo fare il pesto praticamente. Guarda, fai il giorno, guarda. Devo fare il pesto praticamente. Non ci riesco. Ciao Peppe e Fabio, prima di tutto un buongiorno dalla vostra affezionatissima Betty. Si dice innanzitutto. Innanzitutto un buongiorno. Mare sei mio fratello, mare. Poi un saluto a tutti i persi, in particolare ai tassisti, un bacio a Biagio, un saluto al mio amico Nino Zuccarello che è anche un mio amico, e una fucilata a tutti quelli che stanno buttando la cucca all'Italia. Con piacere. Allora, gli interpreti di questa canzone, ricordiamoli, sono due. Nina Zignera e Giuliano da Montepamma. Giuliano di Montepamma. Che sopra, che prima era Neri, ora si fa chiamare Giuliano da Montepamma, boffone. È diventato nobile. Boffone, Giuliano da Montepamma. Come quelli che abitano a Picanello e dicono: io abito a Piazza Michelangelo. Ma la cantava anche lo Petterano Donte. Vabbè, intanto salutiamo il nostro amico che si presenta da solo, vai. Daniele Cannalora. Ce l'ho con nome e cognome, Daniele Cannalora. Benvenuto, Sulla targhetta del citofono a casa sua c'è scritto Cannalora. Benvenuto, esatto. Caro Daniele. Ciao Daniele, benvenuto. Come va? Bene, benissimo. Dice ero in giro e vinne serio, capito? È venuto a prendersi un po' di adesivi, anche lui come me aveva l'occhiale chilo saldatore, esatto. Guardalo, quello a specchio. Come va? Che lavoro fai tu, Daniele? Diciamo che lavoro per lo Stato. Ah, ecco, fantastico. Ma lo possiamo dire che se qua lui ti sta riprendendo, tranquillo. Salve, e qui anziché lavorare, qui sarà contento Brunetta. Sì. Vabbè, ma Brunetta non mettiamo un domo su, Ricillo, che ci vuole. Sì. Senti, come mai sei venuto da queste parti? Tu sei uno di quelli che ascolta Alla Catalla, mi dicevi anche segui quello che il nostro amico Tony Etna mette su YouTube, no? Diciamo che ci avete drogato a tutti ormai con questa Catalla. Il problema è che lui ci ha detto che gli abbiamo rovinato una bambina di 5 anni. Ora noi non vogliamo sentirci responsabili di questo, ma perché che succede? Come si chiama intanto la tua bambina? Mia figlia si chiama Giorgia. La salutiamo. Ciao Giorgia. Ciao. E poi? E poi mia figlia praticamente ripete ogni giorno le vostre battute, specialmente quelle di Gregory. Fantastico. Siamo rovinati. Non oso immaginare la bambina. Siamo rovinati. L'hai fatto quel numero? Sì. Sei pronto? Vado. Vai. Di verificare sentiamo un po', questa sentiamo situazione. un po'. Ci sei? Sì. Vediamo se risponde, Vediamo. Tu dici che risponde? Secondo me sì. Pronto? Pronto, buongiorno, Nunzio sono. Mi hanno detto che lei mi imita, che è vera questa cosa? Alla Catalla, che non c'ho bada? Sì, non c'ho bada. Buongiorno, senta. Mi hanno detto che lei fa l'imitazione di Nunzio, vero questa cosa? Sì, ma se l'ha spacinato mio cognato Sarosiccia, e dato spacinato di Piero, no, che fare fallimento. Sì, quello da Esso, da Montepolo, conosce chi lei, quello della Esso, da Montepolo? Dai certo, io sempre sediato. Mare, è troppo perso, mare, troppo consumato. Oh, mare, è troppo, ma è troppo pesce, mare. Da ciò non ci riesce a battere una rettina. Finisce no, ci si chiama la bambina. Nuccio Badda, complimentoni, bravo. Ciao caro, come stai? Bene, io tutto bene, tu come stai? Bene, dove ti abbiamo beccato? Abbiamo ricevuto un messaggio appunto da Piero della Esso di Montepo che ci diceva che tu imiti perfettamente Nunzio e Jonathan. Allora abbiamo voluto verificare, devo dire che ti sei meritato un applauso, complimenti. Ma questo come sei visto? Sì, sono io. Ma non te l'ha canciato. Mare, là c'è mimicata con scotch, ma è troppo consumato. Un bacio consumato, vero. All'ica massi c'è, all'ica, bare, si ci sta macchina. Enrico non lo vuoi? Come stai? Francesco Ruggeri, come di presenza alla radio. Tranquillo.
Tony, prendi. Tony, Prendi, no? ho un ascesso, faccio finta che un lecca-lecca per mettere il bastoncino a posto, ho un ascesso. Oh, nel frattempo ci hanno raggiunto i nostri amici Ivano e Flavia, che sono marito e moglie. Lui lavora per il petrolio, non diciamo altro. Lei è un estetista in cerca di un posto dove fare la sua attività, ma intanto sono venuti a trovare gli amici di Alla Catalla, anche perché vogliono fare un saluto a chi? Parla tu, va, che io mi pare un po' cappatoffato in questo momento. Vai Flavia, vai. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Intanto, volevo fare un augurio intanto speciale alla radio alla nonna di mio marito, che oggi ha fatto 50 anni di anniversario di matrimonio. Niente meno. E allora auguri alla nonna e in bocca al lupo un anno magari. Ecco, soprattutto. Sì, e poi poi questo era quello speciale. E poi salutare i miei due cognati patoffissimi. Di Giuseppe e Filippo, Giuseppe che loro e vi Filippo. ascoltano in continuazione, ma non vi mandano mai un messaggio perché ci viene il campo nel dito. Ah, sono pirocchiosi. Allora non siete solo patoffe, siete due pidocchiosi. Anche lo zio Alfio della trattoria di Nicolosi con suo figlio Tony stanno per andare via. Mio figlio Salvo. No, tuo figlio Salvo. Invece Tony qual è? È a casa. A casa con Cetti e con tua moglie Maria. Bravo. Quindi salutiamo tutti quanti. Zio Alfio, grazie per averci dato il piacere della tua visita. Ti aspettavamo. Grazie a voi. E noi ti promettiamo che verremo. Prometti allo zio Alfio che verremo. Zio Alfio, verremo. Guarda, io porterò anche i miei, così insomma avremo la possibilità di trascorrere bene, perché so che si trascorre una bella giornata da te. Perché se non vieni togliamo lo scotch. No, ti prego, non se farlo. ce l'hai uno scotch su sgonfia come Sansone la mia automobile. Se ce l'hai uno scotch appunto, non sgonfia, farlo. Hola amigos, soy el carpintero. Mi mujer es cubana, de La Habana. Ma è Havana e Bece? No, perché mai essere precisi, Cosa fanno di buono a La Habana? Dice, chiedete a Roberto Motta. Che fanno? Un rum fanno, oltre ai sigari. Vorrei augurarvi di trascorrere una splendida estate con tanta gioia e serenità. Ci nisciu Serenata, bellissimo. Io e gli altri radioascoltatori, per non sentire troppo la vostra mancanza, ci ascolteremo qualche traccia su internet. Siete grandi e unici, ciao ragazzi, tanti auguroni da Caffeina. Cornetto o cipollina? Che cosa? Che è una ora o cosa? Come si chiama? Un cannolicchio. Poi siete troppo forti, vi ascoltiamo tutti i giorni a Rocamio. Noi raccogliamo arance da salute, perché la salute ce la mettiamo noi, dice. Saluto il capochiumma Unano. Sai che tra un po' comincio a commuovermi che finisce la stagione? Non mi aspettavo, ma comincio a sentire. È lecito che accada. Io te lo dico, è tra lecito un po' che mi commuoverò. È lecito che accada. Ci vediamo domani? Anzi, ci sentiamo domani con i nostri ascoltatori? Sì, perché no? Ciao Giuseppe, ciao alla Catalla. Baffio, alla ciao Catalla, Tony, ciao Tony, grazie. Su Radio Studio Centrale Alla Catalla è stato offerto da